Ecco le immagini dello schieramento delle due squadre. Via il gioco. Si inizia. Allora Florentia in attacco con Penalver, va alla conclusione. Realizzati da Moraes, o come è successo invece Ragusa in attacco. Bene, si smarca. C'è la rete della Virtus Ragusa dopo 3 minuti di partita. Riesce a ispirare Alves, che cerca di servire il taglio di Berkan. L'avversaria chiusa dalla linea laterale. Berkan, qui Naghi non trattiene, ma para sul doppio tentativo di Penalver. Pericolosa. Si è andata a metà di questa prima frazione di gioco. Intanto e c'è il pareggio un po' fortunoso da parte della formazione ospite. E insomma insistere fa sempre bene. Piombino, da numero 96. La spaccata di Naghi, grazie a Dio, non ha sortito effetti su Elpidio, con la grande parata di Naghi. Bravissima la portiere di Ragusa. Ancora un passaggio lungo. Taina va a scambiare con Pernazza, va Taina per il 2-1 Ragusa. Bravissima Pernazza a servire questo pallone al centro. Bravissima a non farsi scappare il pallone. La numero 11 Elpidio. E ancora buona parata di Naghi alla conclusione. E il gol. Buono il pallone adesso, è la Naghi colpita, parata di Naghi. Colpita in testa dal pallone, chiaramente in maniera involontaria. La Florentia che va a realizzare il gol del 3-2. Con Peghe nell'angolo, che effettivamente era libera, ma la palla non arriva. Berkan, secondo palo. Per poco. Per Peghe, che corre velocissima. Ancora Taina, cerca spazio, doppio passo al pallone e si spegne al lato. 36 secondi alla fine. Va Taina, si deve prendere la squadra. Ancora Taina, cerca di andare ma è fuori tempo. È rosso. Il secondo giallo. Si rimette la casacca in campo invece il Pidio.